Buonasera, siamo arrivati alla 12ª puntata di Che Calcio Che Fa. Ricordatevi che ricordo che appunto è una trasmissione che si svolge online dalla pagina, principalmente dalla pagina di Silvio Music Radio, la pagina di Facebook, ma anche sulle pagine collegate. Tra un po' appunto faremo anche una condivisione al volo velocissimamente. Ricordo appunto la partecipazione dei nostri ospiti che avremo tra poco, Alessandro Ranieri ed Ernesto Aufiero, ma prima di presentarli abbiamo un doveroso ringraziamento da fare nei confronti appunto di Silvio Music Radio, quindi silviomusicradio.it. Quest'anno facciamo così la trasmissione per le solite difficoltà, l'onda lunga del Covid è disgraziato per non poterle fare in presenza. E poi ricordo che abbiamo sempre uno spazio riguardante l'editoria che in qualche modo anticipa quelli che sono gli appuntamenti del martedì alle 17 con Equilibri e di giovedì sempre alle 17 di Diretta Libro, e sono i 7 Mondadori Bookstore collegati, che sono quelli appunto di Acqui Terme, Crema, Genova, Sestri Ponente, Loano, Sestri Levante, Trento e Varazze. Come tradizione, ogni puntata mi piace aprire una piccola parentesi che riguarda la solidarietà, ed è appunto questa associazione che conosco molto bene e si intitola appunto Conosci Frederick, per la ricerca e la cura della tassiete di Frederick. Il sito di riferimento è www.per-alto-emma.it. Chi vuole unirsi alla campagna, sotto c'è ovviamente un IBAN ed è una organizzazione, un'associazione che appunto si basa su questa persona che purtroppo ha questa malattia rara, che è così brava che la sta studiando e sta andando avanti. Ci sono dei grandissimi passi da gigante che sta compiendo grazie appunto alla sua applicazione. Allora, ho avuto già un minimo di anticipazione dei nostri ospiti. Ho quindi il piacere di invitare ovviamente a questo agone dialettico di natura calcistico il procuratore Alessandro Ranieri. Eccolo. Buon pomeriggio Fulvio, buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito. Grazie a te, è un piacere ritrovarti e poi è un piacere conoscere un nuovo amico, che è Ernesto Aufiero, che è il Deus ex machina di questo blog che si chiama Contame. Dopo andremo a guardarlo, che riguarda sempre l'editoria, ma in realtà riguarda lo sviluppo delle coscienze, la voglia che si ha di esternare la propria interiorità. Ciao Ernesto. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Bene, ovviamente parleremo di calcio, non è che parleremo solo di editoria o comunque di scritti e racconti che vengono fuori dall'anima. Ci sono già un paio di persone che si sono inserite, eccolo qua. Alessandro Avezzani, per poco caro Fulvio, vabbè, non so che cosa si stesse riferendo, probabilmente alla classifica eccetera eccetera, lo guarderemo già. Alessandro Ravezzani, figlio di Marco Ravezzani, fotografo, grande fotografo dell'Inter. E poi Biagio Castagna, felice pomeriggio Fulvio, saluti ai tuoi ospiti, che è il radiocronista del web, che riguarda appunto le partite dell'Inter. Anzi, devo invitarlo, anche Alessandro lo voglio invitare, quindi tra un po' ci rivedremo su questa piattaforma. Dunque, allora, volevo condividere innanzitutto questo il post, perché me l'avete chiesto, e quindi andiamo velocissimamente. Devo togliere però un attimo l'audio. No, io già l'ho fatto. L'hai già fatto? Sì, perché ho bene, messo la pagina in diretta, quindi perfetto. L'hai fatto tu perfettamente, quindi bravo, ottimo. Dunque, allora, risultati, qua andiamo subito alla parte diretta, no? I risultati velocissimamente. Abbiamo un Lazio-Bologna 3-0 con un gol di Immobile, doppietta di Zaccagna. Abbiamo un 1-1 tra il Napoli e l'Inter, Insigne e Dzeko. Poi abbiamo la sconfitta in casa del Torino con il Venezia per 2-1, il gol di Leao che ha consentito al Milan di superare in casa la Sampdoria e prendere la vetta della classifica. Poi abbiamo Empoli-Cagliari, un pareggio tra Pinamonti e Pavoletti all'ultimo, che ha pareggiato per il Cagliari. Abbiamo 1-1 tra il Genoa e la Salernitana, quindi un
un punticino non fa male a nessuno. E la Verona Udinese, qua una discreta scoppolata da parte appunto dell'Udinese, grazie appunto a un grandissimo risultato dell'Hellas Verona. Poi abbiamo Sassuolo Roma 2-2, una partita abbastanza rocambolesca. Atalanta Juventus, dopo ci racconterai, perché so che Alessandro è andato a vedere la partita direttamente dal vivo, finita 1-1, risolta nella parte finale della partita. E poi stasera abbiamo a concludere questo turno Spezia-Fiorentina, ed è una partita anche questa interessante, perché ha degli interessi ovviamente da parte dello Spezia, che sta facendo abbastanza bene, si sta staccando, e la Fiorentina che non deve perdere assolutamente il passo. Allora, domando innanzitutto, ci sono state 3 partite, c'è un opinionista che ha detto: abbiamo preso 3 punti vincendo contro la Sampdoria, ma ne abbiamo presi anche 2 nei confronti delle altre 4, perché il calendario asimmetrico quest'anno ha dato effettivamente, giocato un brutto scherzo, perché un Atalanta-Juventus e un Napoli-Inter, guarda caso, le 4 squadre dietro alla primatista Milan. Alessandro. Ma sì, primatista almeno per quanto riguarda la parte numerica, perché comunque ricordiamo che l'Inter è una partita da recuperare a Bologna, e soprattutto se si recuperasse subito, il Bologna purtroppo non è in ottime condizioni, scontando una serie di difficoltà legate al Covid. Come dicevi tu e come accennavi, io avendo Francesco Rossi con l'Atalanta, era impredicato di giocare ieri sera con la Juve, quindi c'è stato questo ballottaggio fino all'ultimo. Poi il mister ha deciso di far giocare Sportiello, vista la squalifica di Musso. Sono stato a Bergamo, è stata una partita molto combattuta, la Juventus sicuramente ha messo in atto un mercato importante, nonostante poi i proclami di un certo tipo di crisi finanziaria, quindi con Vlahovic e Zaccaria ha provato a fare quello che io definisco una sorta di all-in, quindi nel tentativo di raggiungere la Champions. Ieri c'è stato un pareggio, forse devo dire la verità, la Juventus ha avuto qualche occasione in più, ha giocato meglio, l'Atalanta sta facendo fatica in casa, però anche qua l'Atalanta ha una partita da recuperare, quindi è ancora tutto in gioco. Come dicevi tu, a proposito della classifica, c'è stata poi quest'altra partita. Io ovviamente, come vedete dalle sciarpe e dalle magliette, ho una passione di natura bianca-azzurra, e anche al Maradona mi è sembrato che ci sia stato un tempo ciascuno, quindi un Napoli molto competitivo nella prima parte, con questo rigore come al solito determinato al VAR. Poi appena iniziato il secondo tempo, questo rimpallo favorevole sul ginocchio di Di Lorenzo, dove Dzeko è stato bravissimo ad approfittarne. Tutto sommato anche a Napoli il pareggio mi è sembrato giusto, così come a Bergamo, anche se parlando poi con il mio giocatore, stando un po' nello spogliatoio, cioè all'uscita dallo spogliatoio dell'Atalanta, ovviamente i nerazzurri, considerato il periodo negativo, ci hanno fatto un po' la bocca a vincere, visto che il pareggio della Juve è arrivato al 92esimo, però è un periodo che gira male. Il tecnico era furibondo, poi c'è stata, non so se tu ne vuoi accennare, questa polemica abbastanza forte anche con i commentatori e l'arbitro di DAZN a proposito di un paio di decisioni che in effetti vedono l'Atalanta un po' penalizzata, anche se insomma un napoletano che difende la scuola di Bergamo sembra un po' un ossimoro, quindi parlando poi di scritti e racconti può sembrare un po' una contraddizione. Beh, vabbè, sì, quindi purtroppo le polemiche ci sono. Devo dire la verità che io non ho visto benissimo, per esempio, il fallo di De Ligt di mano. Sì, ti posso confermare che rivedendolo, cioè De Ligt c'ha un po' questo vizio. Adesso prendiamolo un po' a ridere, ci sono dei meme su Twitter piuttosto che su Instagram che lui è più un giocatore di pallavolo, visto che c'ha questa abitudine di allargare spesso le mani. Quindi il pallone con la mano l'ha colpito. L'intervento, come era successo col Cagliari, è abbastanza simile, al contrario di Musso. Szczęsny è uscito su, adesso non mi ricordo, mi sembra su forse era su Muriel, Cop Miners, credo. sì, hai ragione, su Cop Myers, e quindi anche là, sai, la partita prima ti buttano fuori Musso proprio nella stessa zona del campo con le stesse dinamiche, l'azione dopo c'è solo l'ammonizione,
e quindi un po' di mal di pancia ti viene. Però Certo. io sono per una cultura, non so se alla tua trasmissione se ne può parlare, sono per una cultura, io vengo dal basket, però a me il rugby piace Sì. tanto, per cui dopo c'è il terzo tempo, secondo me anche gli arbitri possono sbagliare, prendono delle decisioni, adesso c'è anche questa come dire, introduzione, questa invasione della VAR, però poi insomma la cosa dovrebbe lasciare il tempo che trova, mentre poi purtroppo soprattutto sui social, anche stamattina ho letto di tutto e di più. Questa è una cosa, non so, a me non mi piacciono le chiamate un po' troppo fiscali, ecco. L'occhio in fin dei conti il rigore dell'altro giorno, prendendo l'esempio Sì, sì, dell'Inter, lo vedi al VAR e rigore. sì, giusto. Lo vedi in una situazione normale, l'arbitro fa parte della casistica, nel senso che quel pallone lì è in uscita dal fondo, sta uscendo e lui lentamente accompagna, però c'è l'inserimento dell'attaccante di Osimhen che mettendo il piede si fa agganciare, cerca di prendere il pallone e ovviamente lui non vedendolo, visto che è anche un po' coperto perché lui sta guardando l'uscita del pallone, secondo me sono situazioni troppo fiscali. Se si deve parlare di verità nel calcio, il VAR è arrivato per questo, io credo che questo però debba essere fatto un piccolo passo indietro, perché non è una verità. Il calcio, in fin dei conti, è basato sull'occhio umano. Fulvio, sono d'accordissimo con te, solo che poi parlando con i miei numerosissimi amici napoletani mi ricordano che l'anno scorso ovviamente a San Siro a parti inverse c'è stato un episodio non simile nella dinamica, però a fine partita a favore dell'Inter, quindi pure per me Ma io adesso non lo metto in dubbio. è diventato, no, dico, è diventato un altro sport adesso con Hai questo ragione. discorso della VAR, però effettivamente dovremmo anche noi crescere, maturare. Noi abbiamo già i capelli bianchi, però insomma, ne approfitto anche per farti gli auguri per il lieto evento che ti ha caratterizzato, che in questo Grazie, momento, molto gentile, che in molto questo gentile. momento ci vuole coraggio doppio. Io ne sto approfittando con i ragazzi, io ho 2 figli, ieri oltre ad andare a vedere l'Atalanta ne approfitto, ho il piccolo che sta giocando bene col Monza Under 16, anche loro hanno vinto una partita a Cremona 2-3 e quindi sto provando ad educarlo dicendogli che poi l'arbitro può vedere bene, può vedere male, però poi a fine partita bisogna rispettare il giudizio e provare ad allenarsi di più, impegnarsi di più per fare meglio. Eccola qua allora, mi questo sembra, è il mio sì, sì. concetto di VAR, no? Ecco, Va bene. voglio sentire Ernesto, no? Non entriamo ancora nelle pieghe di natura Non so se l'hai calcistica. fatto apposta, ma lui è un esperto di Di storia ghigliottina? napoleonica, esatto, di No. ghigliottina, quindi potremmo aprire un lungo dibattito, visto che lui è un amante dei principi Sono un francesi. timidissimo tifoso dell'Inter, Sì. timidissimo. Senti Ernesto, cos'è il tuo pensiero? Qual è il tuo pensiero riguardo al VAR? Nel senso che appunto dovrebbe aiutare nel concetto di raggiungimento della verità nelle varie situazioni, in realtà non fa altro che aumentare la polemica e quindi a quel punto lì forse conveniva avere un arbitro come una volta si aveva. Ma per il fatto che appartengo a una generazione ormai di persone con capelli bianchi, eccetera, mi sembra che l'eccessivo uso della tecnologia deresponsabilizzi un pochino i giudici di gara. Cioè li sollevi dall'assunzione di responsabilità, di presa di decisioni. Io la vedo così. Non sono un amante sfegatato della tecnologia in campo. Mi pare che la subiscano in molti poi tra l'altro, ma è un pensiero da non addetto ai lavori sicuramente. Cioè, secondo voi, vi domando, un arbitro che viene richiamato dal VAR, non ci sono stati tanti casi in cui l'arbitro si è messo di traverso e ha detto no, ho ragione io. No, appunto. E quindi questo è il problema. E allora quindi viene fuori il pensiero di un dolo, un pensiero negativo, perché sono stati dei casi in cui c'è stato un richiamo eccessivo e certe volte Fulvio, però il richiamo è stato anche veicolato. Se mi passi, anche perché mi avete messo in mezzo, no? Tra 2 interisti. Aspetta un attimo, Sì, Alessandro, scusa un attimo, riesci? Lo so che tu vuoi far vedere la maglietta, o ti sposti un po' più No. verso la maglietta, così almeno sei al centro. Oh, bene, benissimo. No, però quello che volevo insomma sottolineare, io vengo dal basket e Sì. come ti dicevo,
questo fine settimana ho visto anche una bellissima partita, non la sconfitta dell'Italia con l'Inghilterra, che è stato un massacro, ma la partita Francia-Irlanda. Adesso la traduzione di VAR è Video Assistant Referee, Sì, quindi è una video assistenza per l'arbitro. esatto, hai Adesso dal perfettamente mio punto di ragione. vista non riesco a capire, o meglio, dico sempre una cosa abbastanza banale, che dal punto di vista, o meglio, nel mondo del calcio questa viene vissuta come una sorta di, e tu hai fatto benissimo, di ulteriore ghigliottina, ma gli stessi arbitri la vivono male, mentre invece nel rugby sabato, piuttosto che domenica o giovedì, ho visto la partita di Eurolega dell'Olimpia Milano contro il Tau Baskonia, l'arbitro va a vedere tranquillamente, prende le due decisioni sbagliando, facendo bene, condividendolo o meno, però poi rimane là, mentre da noi appunto poi diventa un cinema, per non dire una sorta di Divina Commedia post pensa partita. se succedesse una cosa da noi, che dopo viene richiamato, va al VAR, dice che non va bene, la decisione è sua e deve dare comunque una spiegazione. Certo. Secondo me la polemica alla fine ci sarebbe sempre. Hai ragione Certo. tu dicendo che siamo noi che dobbiamo un po' abbassare Crescere. un po', no? Esatto, Crescere, sì. abbassare i toni della polemica, no? E quindi penso a Ernesto che con il blog appunto di cui fa parte anche Alessandro, vicepresidente, quindi questo gruppo di persone che col blog Contame è arrivato a un certo punto dove si parla ovviamente di coscienza, di interiorità, capacità di scrittura. Qua stiamo parlando del nulla cosmico, però Ernesto, il calcio è metafora di vita, lo vedo anche per tante cose. Certo, infatti noi dal calcio e dalla competizione sportiva abbiamo mutuato l'idea che sia utile mettere in competizione chi scrive in maniera simpatica, in maniera non spinta, però abbiamo visto che nel 2021 questa cosa ha funzionato con un paio di contest che hanno avuto un gran numero di visualizzazioni, e per il 2022 il consiglio direttivo di Contame, che è nato come blog, ma adesso è diventato da 1 anno e mezzo associazione di promozione sociale, nel 2022 ci sono ben 2 contest che abbiamo immaginato di poter gestire. Uno che riguarda i luoghi del cuore, quindi invitiamo tutti i soci, e chi non è socio può associarsi quando vuole, invitiamo tutti i soci a descrivere il loro luogo del cuore e mettiamo in palio dei weekend al nord e al sud Italia. Pensa, ti fermo un attimo, pensa che quando ho iniziato questa disgrazia di Facebook, no? Perché alla fine è un po', cioè siamo sempre su Facebook, sui social, bene o male, in un modo o nell'altro, è un po' un'arma a doppio taglio. All'inizio avevo proprio iniziato con una pagina che si chiamava I luoghi del cuore, che erano i miei luoghi del cuore. Ognuno di noi ha i propri luoghi del cuore, quindi è una bellissima idea, perché c'è sempre un qualcosa che ci lega ovviamente intimamente a un luogo, no? Ed è una cosa che è emozionante, che è valida per tutti, credo, quindi molto bella come idea. Certo. E poi invece dicevi? E poi ne abbiamo un altro che avrà dei vincoli di natura dimensionale. Quindi ammetteremo solo brani che non superino i 1000 caratteri, spazi compresi, e riguarderanno i 5 sensi, perché c'è bisogno di tornare alla sensualità, quindi al cibo, al gusto, al tatto, all'udito, all'odorato. I sensi sono stati un pochino repressi in questi ultimi 2 anni e c'è bisogno un po' di celebrarli, ecco. E quindi abbiamo deciso non è male come idea, no? Cercare di smuovere le coscienze. Dopo ne parleremo anche per ciò che riguarda il nostro futuro, visto che poi questi sono argomenti che vengono trattati dalle persone, e mi sembra che anche voi, da un punto di vista proprio di organizzazione e appunto di context ideati, sia la cosa più importante in base anche a quello che stiamo attraversando, giorno dopo giorno, periodo dopo periodo, insomma, vediamo un po'.
Torniamo al calcio, ovviamente abbiamo un attimo la classifica da far vedere. Innanzitutto ringrazio, oltre a Biagio Castagna, anche Sergio Miserotti, e quello dell'Igde, il rigore tutta la vita, soprattutto in Italia si spegne quando gioca la Juventus. Abbiamo capito già il tono. Bene, ecco quello che stavamo dicendo prima, no? Indubbiamente. La salutiamo gli amici, ovviamente si scherza. La classifica, eccola qua, la classifica. Abbiamo quindi il Milan che vola in attesa del recupero. Biagio Castagna ci ha detto che oggi probabilmente prenderanno una decisione della partita di recupero di Bologna-Inter. Abbiamo quindi 55 punti per il Milan, 54 per l'Inter, 53 per il Napoli. La Juventus rimane a 46 con l'Atalanta a 44 che deve recuperare una partita. Poi abbiamo la Lazio a 42, la Roma a 40 e via via le altre, Verona, Fiorentina che deve recuperare già 2 partite. Insomma, potrebbe anche dire qualcosa di più la Fiorentina stessa. In fondo alla classifica la Fiorentina gioca stasera, quindi già potrebbe portare a casa. Tra l'altro anche là è una bella partita perché c'è il ritorno del mister italiano a Spezia, giusto, animato da tantissime polemiche, perché insomma c'è stato questo tradimento da parte del tecnico che aveva promesso di rimanere in terra ligure, e poi forse giustamente considerata l'offerta della squadra toscana. Senti, ti fermo un attimo, mi pare io siccome appunto devo riavviando dei blog eccetera eccetera, anch'io sono rimasto un po' fermo. Qua tu parli di tradimento, ma sai che sono arrivato alla conclusione, sono tutti appassionati di calcio, tu sei appassionato di Napoli, Ernesto e il sottoscritto simpatizziamo per l'Inter, ovviamente appassionati di sport eccetera eccetera, ma lo possiamo anche smettere di arrivare a questi livelli, no? Nel senso, siamo in una società dove il soldo impera e quindi arrivato a un certo punto, se c'è una scelta, una cosa tipo Insigne, tipo Donnarumma, tipo che sì, di cosa stiamo parlando? Non siamo più ai tempi di, ahimè, Rivera e Mazzola che comunque facevano i loro scherzavamo a Napoli che siamo stati così bravi a proposito di VAR e di ghigliottina a criticare Insigne, quando ancora oggi io vengo da un quartiere abbastanza noto che sono i quartieri spagnoli, dove ci sono diversi concittadini, ma forse lo farei anch'io se fossi rimasto ai quartieri spagnoli, che virgolette è una cosa che non andrebbe né fatta né detta, vendiamo tranquillamente il voto quando ci sono poi le amministrative piuttosto le politiche per il pacco di pasta piuttosto che per i 20-30 euro, che non è come dire pettegolezzo chissà o quale tipo di immagine oleografica, sono cose che succedono quotidianamente, almeno quando ci sono le elezioni. Pensa te se invece un calciatore, appunto venendo proprio da un piccolo paesino che è Frattamaggiore, rispetto ai 3 milioni e mezzo che gli ha offerto De Laurentiis, gliene offre 11 più tutta una serie infinita di benefit, ma non esiste. Va nell'Ontario, va in Canada, va in Alaska piuttosto che va a giocare a Denver. Oggi ho avuto una video call con delle persone di Indianapolis nel Middle West statunitense, no? Quindi insomma ci mancherebbe, hai ragione tu. Io ho parlato di tradimento perché sono ancora un romantico parlando di blog piuttosto che smettiamo il discorso, ma anche il tifoso, però lui ha fatto, non c'è più la validità della propria maglia, basta. Pensate alla squadra, in fin dei conti la squadra rimane, i giocatori vanno via, sono uomini normalissimi e poi vabbè ci sono magari anche dei casi più specifici, particolari, dove ci si può anche arrabbiare, tutto quello che vuoi, però basta anche questa deriva pseudoromantica, non è più neanche pseudoromantica, è anacronistica. Fammi fare una battuta, però insomma, con tante maglie basta che uno non rimane ancora in bianco e nero, capito? Ci sono tante maglie a colori, giallo-rosse, bianco-azzurre, rosso-verdi. Sono assolutamente d'accordo, visto che ci sono i lettori, però anche là è normale, insomma, che la Juventus ha sempre fatto leva sul fattore economico, che non è un fattore di secondaria importanza, no? Adesso c'è un detto napoletano, non so se Fulvio gli possa dire qualcosa, che è chiagne e puntini, non so se si può dire, per cui la Juventus ha pianto, diciamo, per tutto il mese di gennaio, e poi quando c'è stato
il momento, grazie anche al gruppo e alla famiglia Elkann, è riuscito a mettere sul piatto una cifra considerevole per prendere un altro giocatore serbo, che devo dire la verità, ieri sorridevamo, io ero nel palchetto, insomma dietro le panchine c'era il pubblico bergamasco che provava a provocare Vlahovic dicendo sei uno zingaro, puntini puntini, quando poi insomma Kopp Meyers ha la stessa etnia, però anche là insomma c'è da ridere, perché tutto il mondo è paese, no? E non ti dico i cori che ho sentito su Napoli, cioè provavano ad offendere i tifosi della Juventus dicendo che erano come i napoletani, quindi insomma mi sono messo anche là una cuffia nelle orecchie, sulle orecchie, per cercare di non ascoltare. Però sono d'accordo con te, per cui adesso il 3 marzo ci sarà il ritorno di Vlahovic allo Stadio Franchi di Firenze. Insomma, sono curioso, ma in maniera simpatica, perché i toscani sono sempre piuttosto simpatici a livello di coloriti, molto coloriti. Sì, ecco, hanno va bene, staremo a vedere, dai. Speriamo che la cosa non sconfini in situazioni sicuramente peggiori e assolutamente criticabili. No, assolutamente. Allora, andiamo avanti dunque per ciò che riguarda... Allora, parliamo un attimo del Milan. Voglio sapere se, appunto, al di là dei due, se vincesse appunto l'Inter col Bologna, scavalcherebbe il Milan di nuovo e avrebbe 2 punti di vantaggio. Vediamo. Non si sa bene questa cosa. Comunque, in ogni caso, quello che voglio dire, arrivato a un certo punto, mancano ancora 15 partite, mi sembra, no? Lo sai che c'è stata anche una contestazione all'Inter, perché il Bologna aveva presentato la distinta... esatto. Ma infatti c'è questa cosa qua che la devono verificare oggi, credo. Sì. Però vabbè, insomma... io penso e spero che si giochi, anche perché sarebbe una sconfitta per il calcio. Appunto, no? Quindi, però quello che voglio dire è che arrivato a un certo punto esistono un bel po' di partite ancora, no? Da giocare, quindi siamo a 25, a 38, sono 13 partite ancora da fare e siamo arrivati a 2/3 di campionato. Ricordo per esempio il percorso, vediamolo qua, eccolo qua, il percorso del Milan, dove fino alla 12ª partita il Milan era pari del Napoli ed erano tutte e due imbattute. L'Inter aveva già perso invece con la Lazio. E poi la situazione si è un po' ribaltata nel senso che la seconda parte il Napoli ha subito le 4 sconfitte, idem il Milan, e l'Inter ha perso solo l'altra volta, la penultima partita con il Milan, e qua c'è tutto un filotto. Arrivato a un certo punto, questi filotti adesso, al di là della classifica del calendario asimmetrico, che quindi ha scompaginato le logiche, però in fin dei conti l'Inter ha superato questo momento, sta superando, deve fare solo la partita con la Juventus, e poi per il resto sono tutte partite chiaramente sempre difficili, però non sono più quelle top dove devi andare a perdere punti in scontri diretti a ridosso della fine del campionato. Quindi insomma, in teoria, al di là della validità della squadra in sé, se non succede niente di particolare, io credo che l'Inter qualcosina dovrebbe iniziare un po' a recuperare e a prendere un po' di vantaggio. Sei d'accordo, Alessandro? Hai perfettamente ragione, che a proposito del campionato asimmetrico, il Milan deve fare 2 trasferte in Campania. Adesso la prima a Salerno potrebbe sembrare facile, ma in realtà la Salernitana ha fatto anche lei una campagna acquisti importante. Sì. Poi Salerno non è mai un campo facile. Insomma, eccolo qua, abbiamo queste sono le partite. Pensa che questa è una slide da prima, praticamente alla fine dell'anno, con le prime partite dell'anno, dove c'era praticamente 13 partite del Milan a fronte delle 15 delle altre. Sì. Anzi, l'Inter aveva 15 e le altre ne avevano 14, insomma, o l'Inter ne aveva 16, adesso non mi ricordo più, aveva 3 partite in più perché c'era la Supercoppa con la Juventus. E qua abbiamo il 20 febbraio Salernitana Milan Udinese dopo 7 giorni. E poi soprattutto c'è anche qua al Maradona, c'è un Napoli-Milan che non dovrebbe essere una partita facile sulla carta per il Milan. Io mi auguro, insomma, visto anche l'ottimo momento di forma del Napoli, che sia in grado di poter fare risultato. Però
c'è da dire che il vantaggio del Milan è che, a differenza di Inter e Napoli, non sarà impegnata nelle competizioni, nelle coppe. non è impegnato nelle competizioni europee, perché per esempio l'Inter c'è il doppio confronto con Liverpool. Io stamattina ero con questo amministratore delegato di questa società statunitense che è di origini italiane, ha lavorato in Germania, però mi confessava di essere nato a Barcellona, per cui abbiamo deciso di non parlare di calcio fino al doppio confronto. Ci siamo giocati certo. un banale caffè, però insomma anche Barcellona-Napoli non mi sembra uno scherzo. Eccola qua, questa Sì. è la slide. Abbiamo appunto il Barcellona Napoli appunto giovedì 17, sì. Poi abbiamo il Cagliari fuori casa, quindi una partita con l'ex Mazzarri, a proposito di tradimenti. Esatto, perché il ritorno a Napoli del Barcellona, e poi abbiamo un Lazio-Napoli che è sempre una partita abbastanza bruttina. C'è Sarri sempre in panchina. Sarri in panchina e poi l'ultima nel senso di questo primo periodo, Napoli-Milan, di cui si diceva. Vediamo invece l'Inter l'Inter-Liverpool dopodomani, poi c'è il Sassuolo in casa, a seguire il Genoa-Inter appunto fuori casa, la Salernitana, anche lì ci possono essere dei problemi, però insomma io credo che siano anche 3 partite che dovrebbe tentare, se vuoi vincere lo scudetto, assolutamente. Dopo 2 giorni c'è però un Liverpool-Inter, poi staremo a vedere. Sì, però sai, adesso il Sassuolo, tutti quanti ovviamente scherzano su questa sua capacità di giocare bene, però è una squadra anche complicata, come dicevi tu ieri. So che ha fatto un'ottima partita con la Roma, mentre invece Genoa e Salernitana, affrontate il mese scorso come l'Inter quando poteva giocare col Bologna, era una cosa. Affrontarle adesso, almeno ho letto un po' le cronache, sono 2 squadre che il Genoa con il nuovo allenatore che se la va a giocare sempre sull'1 contro 1, e dall'altro lato la Salernitana, che notizia di stamattina sembrerebbe che Sabatini abbia cercato di convincere il mio omonimo Ranieri piuttosto che Delio Rossi, e abbia puntato forte, abbia fatto un'ottima offerta ad Andrea Pirlo per sostituire Colantuoni in panchina. Potrebbe essere una squadra abbastanza rognosa da affrontare, quindi sono 2 clienti non comodi. Devono anticipare eventualmente la caduta in Serie B, quindi già con un programma ben preciso, quindi e poi magari non si sa mai, quindi indubbiamente. Io già mi è scappato un po' l'immagine in precedenza, perché siamo arrivati un po' a metà, quando noi arriviamo un po' a parlare di libri, e a tal riguardo rifaccio vedere appunto i Mondadori Bookstore che sono collegati a Acquiterme, Crema, Genova, Sestri Ponente, Loano, Sestri Levante, Trento e Varazze, e l'angolo un po' che riguarda il saper scrivere, l'editoria, i libri. In questo caso si tratta di racconti, quindi chiedo ad Ernesto una piccola panoramica riguardante appunto questo blog. Eccolo qua, andiamo a vederlo. Eccolo. Questa è la pagina che è possibile consultare alla voce www.contame.org. Il blog nasce 2 anni fa, 2 anni e mezzo fa. Nasce perché insieme con un mio carissimo amico, era il mio capo ai tempi del lavoro, eccolo qui, Pierluigi. Entrambi appassionati di scrittura abbiamo immaginato che ci fosse la possibilità di raccogliere storie, confidando sul fatto che fosse possibile dimostrare l'esistenza della cosiddetta famiglia umana. Cioè questo consesso di persone, per quanto disfunzionale, caratterizzato dalle stesse speranze, dalle stesse angosce, e tutti desiderosi di raccontarle. Abbiamo avuto ragione perché il blog è cresciuto nel tempo. Attualmente noi abbiamo, come dicevo, costituito un'associazione, una PS, 1 anno e mezzo fa, di cui Alessandro è il vicepresidente. Abbiamo costituito anche una casa editrice che ha editato finora 2 testi, uno che è la raccolta dei nostri scritti durante il periodo del lockdown e si intitola Contame, il tempo del coronavirus, e un altro che è una raccolta di
racconti di un socio di Contame, per il quale abbiamo curato dall'editing alla veste grafica e in parte la distribuzione. Che dire, io sono convinto che ci sia da potenziare l'accesso a questo blog da parte dei giovani. È un po' una spina nel fianco per noi, perché pur essendo presenti in tutti i social possibili, siamo su Instagram, siamo su Facebook, Sì. abbiamo la necessità di avvicinarci il più possibile al pubblico giovanile. Ci auguriamo che il discorso dei contest possa darci una mano. Questa è una scommessa. Un'altra scommessa è, come si diceva prima, abituare ed educare le persone a scrivere, perché il nostro non è un popolo di narratori di storie. La nostra è una formazione culturale che ha a che fare con poeti, con giuristi, ma il più grande romanzo della tradizione letteraria italiana, che è I Promessi Sposi, non a caso ha una trama che viene risolta dalla provvidenza. Quindi la costruzione di trame e di intrecci non è una cosa che fa parte delle nostre corde. Ci piacerebbe avere la possibilità di educare chi si avvicina al nostro blog anche alla scrittura e alla narrazione di storie tramite una serie di corsi che ci piacerebbe fare online o in presenza. Chiudo. L'anno scorso, durante il lockdown, abbiamo avuto l'esperienza di una versione online del nostro blog, una serie di puntate tramite la piattaforma Zoom, si chiamavano Contame On Air, ed era una via di mezzo tra una diretta radio e una conferenza, ma ha avuto un grande successo perché ha avuto un grande seguito. Ecco. Basta, mi fermo perché penso abbiate un mucchio di cose da dire. Vuol dire che la gente ha bisogno di esternare, specie in Sì, questo periodo storico. Lo si fa sì. forse nella forma più semplice tramite i social, no? Perché in questo periodo i social imperversano e non sappiamo quello che sarà il nostro futuro da un punto di vista digitale, perché stiamo entrando nell'epoca degli avatar, no? E quindi Sì, in un'altra dimensione. Però cercare di abituare le persone ad andare oltre il post di poche righe significa Certo. aiutarli a guardarsi dentro e a dire qualcosa di sé in una forma narrativa che possa essere condivisa da altri. E quindi Ecco, visto che siamo entrati in argomento, guardando appunto, nasce il blog nel periodo della pandemia, quindi può essere nato come una sorta di sfogo, di esigenza in quel momento ben preciso, poi dopo ha cominciato ad avere una fisionomia magari più precisa, anche perché poi siete professionisti anche, no? Dell'editing e della comunicazione, no? Adesso come si può vedere, va bene raggiungere i giovani, ma secondo voi c'è sempre spazio in un discorso del genere, visto che appunto quello che è il futuro che ci aspetta è una cosa un po' agghiacciante. Io ancora non riesco, sto cercando di documentarmi, però a breve avremo situazioni completamente staccate dalla realtà. E quindi avere un punto di contatto con la terra proprio sì. è una cosa fondamentale. Sì, è Quindi un'ottima osservazione. Allora, quando abbiamo creato questo strumento, questo canale di raccolta di storie, ci siamo ripromessi, io e Pierluigi ed io, di arrivare a un punto nel quale saremmo andati in giro per la strada a raccogliere storie. La nostra caduta a terra vuole ancora essere quella, cioè avere la possibilità di trovare una modalità, un video box, non abbiamo inventato nulla, perché ricordo che esperienze del genere le faceva ancora Chiambretti anni fa, no? Sì, però entrare in contatto fisico con le persone, certo. in modo da percepire anche tutto quello che è comunicazione non verbale, tutta l'espressività che può avere un volto che ci racconta queste cose, riuscire a raccogliere questo. Nelle nostre intenzioni la volontà era di farlo in abbinata
alla mostra del cinema di Venezia, però insomma sognare non costa niente. No, no, assolutamente, anzi Fulvio, io ti riporto la mia esperienza, che sono papà di 2 ragazzi, 15-16 anni. Tra l'altro il primo frequenta anche un liceo classico piuttosto noto qua a Milano, che è il Manzoni. Loro sono bravissimi, come dicevi tu, nel tweet, nel messaggio, nel post, ma io adesso non voglio tornare al discorso che faceva Ernesto sulla scrittura, no? Io gli impongo un diario con grosse difficoltà, dove poi in realtà è una sorta di cronaca, ma loro hanno proprio difficoltà, come diceva Ernesto, nella comunicazione. Cioè loro, ieri ho avuto una discussione perché preferiscono non fare una telefonata, il piccolo doveva avvisare un amico, piuttosto che mandargli il semplice messaggio. E questa per me è una grossa sconfitta, perché come diceva Ernesto, poi tramite la scrittura uno si mette in discussione, si mette in gioco, prova a comunicare, prova a creare qualcosa, a costruire. Anche il rileggersi secondo me è importante, però insomma questa è una sfida che stiamo provando a lanciare, sperando appunto, come diceva Ernesto, che siano soprattutto le nuove leve a raccogliere questo guanto di sfida. Perché... Alessandro, l'altro giorno hai fatto un'incursione durante la presentazione del libro di Peppino Mazzotta e Igor Esposito, L'azzardo, che è questo libro che tratta anche di scommesse, di calcio, di arte, molto trasversale, molto simpatico. In realtà è una sorta di libro della commedia all'italiana. L'ho comprato, guarda, molto carino. Fantastico. Perché... Sì, molto... Allora, la commedia all'italiana, arrivato a un certo punto, ho fatto una domanda e mi ha risposto Igor Esposito e ho detto: come mai non c'è più la commedia all'italiana, no? Al di là dei grandissimi attori, da Gassman, Tognazzi, Sordi, eccetera, eccetera. E lui mi ha risposto con una frase di Comencini e dice: ha smesso di esistere da quando il regista non ha più preso l'autobus. Cioè, vuol dire che non è andato più in mezzo alle persone, no? Quindi il ragionamento che fa Ernesto, che è quello di andare in mezzo alle persone per percepire, vuol dire creare già automaticamente, chiamiamola così, una biblioteca non virtuale ma reale, di ragionamenti, di emozioni, di tante percezioni che invece vengono completamente cassate utilizzando il mezzo tecnico, che è questo qua. Esattamente. Ecco, però non sappiamo, noi non sappiamo se dopo la fine chi vincerà. Speriamo magari un compromesso, ecco. Però ci abbiamo provato. E poi appunto la scommessa è che non abbiamo voluto raccogliere storie su carta, ma appunto utilizzare un blog in modo da far comprendere che è possibile coniugare lo strumento tecnologico. Insomma, noi raccogliamo storie tramite WhatsApp, tramite chattini, tramite pizzini, tramite messaggi, quindi nelle maniere più disparate, ma con l'intento che la tecnologia ci dia la possibilità di condividere. Per esempio, Ernesto è a Padova, la società nasce da un nucleo di Montagnana in Veneto. Ernesto, tra l'altro, è anche lui un appassionato e ha lavorato e ha frequentato il mondo del teatro che tu citavi. Io sono vivo a Milano, abbiamo un'anima partenopea molto forte per quanto riguarda la raccolta di storie. Però poi mentre parlavamo, no, mi è venuta una curiosità, perché se mi passi, perché io sono ospite, però faccio una domanda, perché io sarei combattuto nel dichiarare il mio luogo del cuore nel contest del blog, perché ti spiego, io sono ovviamente legatissimo e innamoratissimo, ne approfitto per fare uno spot di questo film che ha avuto la nomination del premio Oscar, che è stata La mano di Dio, che come al solito ricalca una serie di situazioni che ho vissuto personalmente, tra cui Massalubrense. Ho vissuto e sono stato tante volte in Sardegna, che per me è un po' il luogo del cuore, a Olbia, dove avrei voluto mettere radici, però nei tuoi 7 bookstore che pubblicizzavi prima, che facevi vedere, c'è Varazze, che è un altro luogo, insomma, che sto frequentando da 2-3 anni. Ovviamente, insomma, mi sono un po' milanesizzato in questo, per la storia del lavoro io devo cercare di rimanere qua nei dintorni di Milano, e Varazze per esempio mi ha sorpreso, quindi io sarei in difficoltà nel dichiarare un mio luogo del cuore. Non so per te, Fulvio, questa voleva essere la domanda, quale potrebbe essere, perché io poi vivo a Milano, e in tutto questo poi, nonostante questi 3 luoghi del cuore, poi alla fine abbiamo scelto con mia moglie di vivere a Milano.
Sì, no, in realtà i luoghi del cuore, almeno quello che io avevo interpretato, erano in realtà delle situazioni anche artistiche. Poteva essere, per esempio, c'è un luogo, non so, è una suggestione, sono suggestioni più che altro, no? Che a Venezia con mia moglie tanti anni fa mi sono ritrovato in una stradina di sera e mi sono trovato davanti a questa porta tutta di marmo, intarsiata, colpita, ma c'era anche l'intarso. Insomma, la scuola di San Giovanni del Carpaccio, che la maggior parte delle persone passa ed è una stradina piccola, no? Poi dentro c'è tutto un cortile, poi dopo c'è c'è una strada che porta fuori e c'è questa grandissima costruzione, ma è questa specie di ingresso con queste colonnine che mi ha commosso. E quindi sono queste le situazioni, i luoghi del cuore, nel senso che c'è un'emozione e ti commuovi per un qualcosa. Poi magari devi approfondire per quale motivo. Io mi commuovo perché lì vedo la mano dell'uomo, la sensibilità, la capacità il gusto del bello in qualche modo di trasmettere, e sapere che a distanza di 600 anni ancora ti colpisce, io l'ho trovato una cosa meravigliosa. Poi ci sono le città, ci sono i luoghi, ci sono le zone, ci sono le basiliche, ci sono i castelli, ci sono le inquadrature, c'è magari solo anche Se Ernesto mi autorizza, ci aspettiamo una storia arrivato a questo Ma punto da direi che parte. saremmo onoratissimi di pubblicarla, Va veramente. bene. No, metterla in gara addirittura. Va bene. Sì, ecco, Okay. precisando una cosa, che quelle stradine di Venezia si chiamano calli, Certo, Sì. hai perfettamente ragione. Lo so, ho cercato sono stato travolto dalla logica dell'emozione del luogo, è chiaro, no? E Certo, quindi certo. abbiamo i campi, i sestieri, Sì, insomma, ne abbiamo. sì. No, mi hai fatto ricordare che appunto a me questa immagine, io non sono entrato così nel particolare, c'è questa immagine del film La grande bellezza, l'altro di Sì, Sorrentino, quando io ho passato le mie estati con i miei genitori quando ero più piccolino, diciamo, a Massalubrense, dove di fronte c'avevamo questo isolotto, che è un po' la scena finale che lui ogni tanto richiama con questo amore della sua prima ragazzina. E là sì. c'è questo isolotto di Nureyev, diciamo, di fronte Positano, che anche a me ricorda tantissime cose. Io non sono sceso così in profondità, però questa era un Fantastico, po', è vero, hai ragione. era la mia idea, poi soprattutto di sera, senza il sole o addirittura d'inverno, quindi hai E colpito. secondo me quello è Sì, sì, un'immagine sì, 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 fotografica sì. molto emozionante. Poi Sì, appunto è quello è proprio, l'isolotto che era stato comprato da Nureyev, Sì, sì, mi esatto, ricordo esatto, adesso. esatto. è proprio un istante ed è una cosa molto intima, è giusto che sia così. Perfetto. Quindi Esatto, è intima, hai ragione, deve essere una cosa intima, no? ci aspettiamo una storia. Va bene, ok, non mancherò assolutamente, anche perché poi adesso questo blog mi ha molto, molto incuriosito. Avremo occasione comunque di incrociarci quando ci sono magari dei libri che in qualche modo possono affrancarsi alla vostra storia. Molto Va bene, volentieri. ritorniamo un attimo a parlare di calcio. Abbiamo il prossimo turno, allora torniamo velocissimamente. Abbiamo venerdì un derby, Juventus-Torino. Torino abbastanza arrabbiato. La Juventus deve cercare di mantenere questo trend di quante partite. Andiamo a vedere un attimo perché abbiamo qua il filotto. Dove? Devo andare velocissimamente. Eccolo qua il percorso. Abbiamo esattamente, sono tante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7 partite vinte e 4 pareggiate, 11 risultati consecutivi, non è roba da poco. Poi abbiamo... L'ultima era proprio con l'Atalanta, se non sbaglio, non ti ho voluto interrompere, ma Certo. l'ultima sconfitta era proprio con l'Atalanta. Ah, con l'Atalanta andate. E conoscendo molto bene, perché c'è una componente dello staff di Juric che è un mio ex assistito, anche loro sono avvelenati perché c'è stato questo gol annullato a Belotti, dove rifacendoci a delle tue considerazioni è sembrato abbastanza particolare, no? C'era un mezzo piede di Pobega un po' più avanti, si dice di questo blocco, però onestamente il gol sembrava validissimo. Però io sono convinto che il Torino darà tanto filo da torcere alla Juventus. Non sarà una partita partita difficile, sì, hai ragione. anche perché Juric gioca molto sulle motivazioni.
Poi abbiamo appunto Sampdoria-Empoli, anche qua una bella partita perché l'Empoli è un po' la rivelazione di questo campionato. Roma-Hellas Verona, qui la Roma deve fare molta attenzione con questo Verona. Salernitana-Milan, ne avevi già parlato prima tu Alessandro. Poi abbiamo Fiorentina-Atalanta, altra bella partita. Venezia-Genoa, anche questa bellissima. Inter-Sassuolo, una partita che comunque deve essere portata a compimento a livello di vittoria, altrimenti di che cosa stiamo parlando? Udinese-Lazio, un fuoricasa della Lazio con un Udinese che ha preso appunto una brutta batosta. Cagliari-Napoli, la partita un po' difficilotta anche questa, e poi un Bologna-Spezia, insomma tutte partite molto ma molto difficili. Mi permetto di sì? segnalare, c'è un Fiorentina-Atalanta che sarà sangue e arena, perché la settimana scorsa c'è stata, insomma, giovedì scorso, questa eliminazione abbastanza sorprendente dell'Atalanta in 11 contro 10, sempre allo stadio di Bergamo, con un gol al 93esimo, anche là particolarmente contestato. E sono due squadre che comunque vogliono dire la loro anche per la qualificazione in Champions. Sì, Biagio Castagna dice il gol di Zapata con la Juventus. Sì, ecco, dunque rivedendo un attimo le partite, domando il piccolo giochetto, quale partita, al di là della squadra vostra di appartenenza, andreste a vedere per interesse o un vostro interesse particolare, magari anche come luogo del cuore? Vedete? Sì, no, come luogo del cuore, adesso se mi dici così, per me no, io scherzavo qua. Mi sono dichiarato, per me è Cagliari, la Sardegna contro Napoli. Caspita, è vero, per forza non puoi... Già mi sono dichiarato, però ti dico che invece, visto che poi mi ha invitato come procuratore, secondo me, oltre al derby di Torino, che è una partita storica, sì. Fiorentina-Atalanta, con la Fiorentina che gioca lunedì questa partita non facile con lo Spezia, soprattutto per il tecnico, l'Atalanta col dente avvelenato per l'eliminazione, conoscendo Gasperini sarà una bella battaglia, anche se l'Atalanta è impegnata anche lei in Europa, però quella secondo me è una partita molto molto interessante. Bene, sentiamo Ernesto riguardo io sicuramente andrei a vedere Venezia-Genoa. Sì, perché il Venezia è reduce dalla vittoria col Torino, sì. Secondo me è bello carico, e poi sono in casa. È vero. E sentire le perculate dei veneziani con la musicalità che hanno è una roba meravigliosa. E quindi... non sei simpatizzante del Padova? Sì, assolutamente. Sì, non sta andando male. Però purtroppo Ernesto non è che se la gioca col Sud Tirolo. Sì, però a Padova è un po' la Juventus della Serie C. Ha speso l'ira di Dio, ha trovato invece questo Sud Tirolo che non prende mai gol, e non so se tu l'hai riportato in trasmissione, c'è stata una notizia di mercato abbastanza importante, perché Sean Sogliano, che era impredicato di diventare il direttore sportivo del Genoa, è stato esonerato nell'ultima settimana di mercato ed è arrivato Massimiliano Mirabelli. Il Padova ha una potenza di fuoco dal punto di vista economico con questo gruppo. Un direttore sportivo, un personaggio di quel tipo non si sposta a caso. No, ma c'è l'amministratrice delegata che è un cagnaccio mica da ridere. Il Padova l'anno scorso non è salita, non è andato in B perché per un rigore era la finalissima con l'Alessandria, quindi è stata sfortunatissima, quindi non è che i risultati non sono arrivati, solo che quest'anno il Sud Tirol, che invece sfrutta la grossa potenza economica delle regioni a statuto autonomo, in particolare la provincia di Bolzano, ha trovato la classica stagione ideale, non prende gol neanche con il cannone. Loro sono ad 8 punti, stanno continuando a vincere, però gli è stato contestato questo percorso. Diciamo che l'Euganeo, tornando alla domanda che facevi Ernesto, ha una tradizione di pubblico, di vitalità, certo, di sportività non indifferente. Anche una curva bella tosta. Esatto. Mamma mia. Volevo vedere invece, visto che influiranno, vi domando anche se poi influiranno queste partite nella lotta per lo scudetto. Dopo esprimo anche il mio pensiero al riguardo. Andiamo a vedere un attimo le partite di Coppa.
Allora, eccole qua, eccole. Queste sono le partite di Coppa della Champions, quindi tra una settimana giocherà la Juventus contro il Villarreal, mentre invece dopodomani gioca l'Inter contro il Liverpool in casa. Queste sono le due squadre che sono rimaste ovviamente in corsa. Domando questo. L'altro giorno un amico ha detto: beh, ma se andiamo avanti dopo viene l'entusiasmo. Sì, viene l'entusiasmo, però è più spostamento di energie e anche di tensione, anche perché poi ti ritrovi con gli avversari attaccati a uno punto, magari devi recuperare dei punti. Qual è il vostro pensiero, Ernesto, riguardo a questo, no? Parlando di un interista che appunto tra 2 giorni si siederà per vedere la partita Inter-Liverpool. Allora, tanto per dirvi a quanto tempo fa risale il mio tifo interista in Champions. L'ultima volta che ho visto a San Siro l'Inter giocare in Champions c'era in squadra Martins, Obafemi Martins, sì. Ed era una partita contro l'Anderlecht, quindi voglio dire, ho fatto un po' fatica a dare un giudizio. Mi fido di quello che dice Alessandro. Io ho avuto un colloquio abbastanza interessante, almeno voglio riportare questa mia esperienza, sì. con il tecnico dell'Olimpia Milano, no? Adesso Milano nel basket fa l'Eurolega, e mi diceva, quindi questa vuole essere la risposta, che al di là dell'impegno fisico, lo spostamento, l'adrenalina, loro ormai giocano ogni 2 giorni, è una cosa assolutamente da non sottovalutare, tant'è vero che lui dice non tanto la partita dopo, dove noi ormai siamo organizzati con il charter, hanno uno staff di fisioterapisti, lo staff di allenatori, il recupero, hanno 2 squadre, ma anche prima, psicologicamente, quella che può essere la difficoltà nel preparare una partita. L'Inter va a Liverpool, che notoriamente è uno stadio, è un catino, adesso gioca la prima in casa, però dico nel doppio impegno con Liverpool, come per esempio il Napoli, tu hai messo la Champions, ovviamente hai snobbato gli impegni per le squadre tipo Napoli, no, però sicuramente assorbe energie, tant'è vero che io sto prendendo in giro molti amici tifosi juventini col Villarreal. Il Villarreal c'è l'ex difensore centrale, io lo chiamo ancora il libero, che è Albiol, per cui ovviamente, siccome la sai la mia battuta, no? In Italia si tifa per squadre italiane, in Europa si tifa per squadre europee, quindi insomma anche là li sto prendendo un po' in giro, perché i cosiddetti gialli spagnoli potrebbero dare qualche dispiacere, visto che poi la Juventus è uscita negli ultimi anni non con corazzate, ma con il Lione 2 anni fa, con però ha fatto anche un bel girone nel girone assolutamente, però quindi... per tornare alla tua domanda, e quindi come dire, confermo quello che dicevo precedentemente, il Milan certamente non è sfavorito, perché loro hanno fatto un girone un po' più difficoltoso con Atletico Madrid, appunto il Liverpool, piuttosto che il Porto, però il Milan, essendo fuori dalle competizioni europee, ha la possibilità di preparare in settimana la partita a Milanello, di poter viaggiare più tranquillamente, e soprattutto in un campionato molto tattico come quello italiano la possibilità, appunto, ripeto, di poter cercare, come si dice in gergo, di fare la partita sulla squadra avversaria. L'Inter che cosa può fare, come è successo la settimana scorsa? No? C'è il derby, poi devi fai un po' di defaticamento, c'è la partita con la Roma, poi c'è la partita col Napoli, quindi ti alleni di meno e hai molte più energie da dover spendere. Vabbè, comunque nel caso il fatto di andare avanti è anche una cosa molto importante di prestigio economico, quindi credo che dopo alla fine delle motivazioni ce l'hai anche perché poi non è che non abbia una rosa, cioè l'Inter ha una rosa abbastanza profonda, quindi più o meno abbastanza coperta, non ancora magari l'anno prossimo sarà più completa ancora. Scusa, però inconsciamente il giocatore, sapendo che hai la partita con Liverpool e poi invece c'è quella col Sassuolo, ti viene secondo me da fare una riflessione dicendo ma tutto sommato col Sassuolo la portiamo a casa, mentre invece con Liverpool ci giochiamo e tu dici che dopo non ti prepari bene? No, quello lo fai inconsciamente, nel senso che seguendo tanti giocatori ci sta che
rivolgi qualche pensiero. Qua deve essere bravo il mister con la motivazione, e qua sappiamo quanto c'entri molto la parte psicologica. Tu prima mi parlavi, mi hai preso in... Scusa Ernesto, volevi aggiungere una cosa tu? No, stavo ascoltando, grazie. Ok, il giovedì invece ci sarà Barcellona-Napoli, certo, alle 18 mi sembra, o 18:30. Sì, 18:30. E poi dopo c'è alle 21 invece Atalanta-Olympiacos e il Porto-Lazio. Insomma, sono tutte delle belle partite. Atalanta deve fare attenzione perché i greci sono sempre ostici da incontrare, è una squadra molto dura. Va bene, in generale qual è la considerazione del calcio italiano in questo momento in Coppa? Andremo avanti abbastanza, ricordiamoci che c'è anche la Roma nella Conference League che rientra nei quarti, credo, negli ottavi, adesso non mi ricordo più se adesso sono dei 6, no, forse rientra nei quarti perché ha vinto il girone e quindi c'è adesso una sorta di eliminazione, quindi c'è anche la Roma a livello internazionale. Dovrebbe rientrare in quelli che loro chiamano i playoff. Ovviamente l'augurio, al di là delle battute, anche per il ranking UEFA, è che le squadre italiane possano andare più avanti possibile e finalmente portare una coppa a casa, che sia la Coppa la Champions, l'Europa League o la Conference League. La vedo difficile perché comunque il nostro calcio, Ernesto richiamava un Inter assolutamente stracompetitiva. In quegli anni c'erano le semifinali di Champions Milan-Inter, mentre invece vedendo ogni tanto qualche partita anche di campionati stranieri, anche della Youth League, mi sembra che il nostro calcio, soprattutto dal punto di vista fisico, atletico, dell'intensità, sia un po' indietro rispetto al calcio inglese piuttosto che al calcio tedesco, allo stesso calcio spagnolo. Per cui l'augurio è che le squadre possano fare bene, Roma, Napoli, Inter, Juventus. Il dubbio è sulla reale competitività delle nostre squadre e anche del nostro campionato. Ok, Ernesto, hai da aggiungere qualcosa riguardo appunto il nostro pronostico delle squadre italiane o in generale il calcio italiano? Semplicemente che sono orgoglioso che la nostra associazione abbia Alessandro Ranieri come vicepresidente, perché sa veramente tutto, non solo sa scrivere, ma veramente è un pozzo di sapienza calcistica. Beh, vabbè, Grazie, dai, grazie Ernesto, caffè pagato. Caffè Ok. pagato, bene, allora vabbè, siamo arrivati, io proseguirei perché tanto parlare di calcio amabilmente con anche due persone come voi fa piacerebbe, magari ci rivedremo un po' più avanti se avete voglia. Dunque ringrazio innanzitutto Biagio Castagni che ci segue abbastanza, lui è il radiocronista del web, quindi venerdì ci sarà il derby, quindi probabilmente lo commenta, da quello che ho capito, e domenica in radiocronaca Inter Sassuolo lo fa lui direttamente, mentre invece domani a Equilibri, che è la rassegna di libri che riguardano appunto lo sport, la salute e il benessere, avremo Gianni Bellini che è il più grande collezionista, il più importante collezionista al mondo di album di figurine, ed è un mito, e sono quindi un piacere veramente di invitarlo. Ci siamo già visti altre volte, però domani approfondiamo proprio un'intervista con il suo libro 500 figu per un bordon, quindi c'è tutta l'epopea che riguarda ovviamente le figurine che tanta storia hanno dietro una semplice sticker adesivo, e quindi è una cosa incredibile. Va bene, vi ringrazio innanzitutto per aver partecipato a Che Calcio Che Fa. Ringrazio Ernesto Aufiero, che è l'uomo di riferimento assieme all'altro amico, non mi ricordo il nome, Pierluigi Del Pinto, che hanno fondato questo blog Contame. Eccolo qua, di nuovo lo facciamo vedere velocissimamente, eccolo. Contame, e quindi dove vengono praticamente inseriti giornalmente dei racconti di vario tipo da parte appunto di questi aficionados, e a poco questo gruppo sta crescendo ulteriormente, quindi lunga vita a questo blog, e ci incontreremo prossimamente magari appunto per altre presentazioni, altri libri. Ovviamente seguite Diretta Libro ed Equilibri, e ringrazio ovviamente l'amico Alessandro Ranieri per aver partecipato
a Che Calcio Che Fa, sempre con la sua pertinenza e simpatica appartenenza napoletana. 1-1 e non ci siamo fatti male, va bene? Grazie a te Fulvio per l'invito, spero di rivederti e risentirti molto presto. Benissimo, grazie ancora. Bene, e grazie appunto agli amici che sono intervenuti, e noi non ci resta altro che, per Che Calcio Che Fa, vederci lunedì prossimo, dove ci saranno ovviamente i resoconti delle partite di Coppa e quelle che verranno fatte, penso appunto alla Juventus stessa di martedì successivo, ma ovviamente alle partite del derby e di Torino, e poi a questi percorsi delle prime squadre del campionato italiano, che sta, in fin dei conti, anche se giustamente Alessandro dice non stiamo in un momento meraviglioso dal punto di vista fisico e come anche appeal, però tutto sommato questa lotta al vertice è molto interessante, rende forse il nostro campionato quello più simpatico da seguire, con tutte queste squadre che sono molto molto interessanti. Ci sono tanti motivi di analisi. Noi ci vediamo domani alle ore 17 con Equilibri, e vi auguro ovviamente una buonissima serata.